pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra a uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è santo, tu solo è Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare stamattina al collegio degli Apostoli, per sua intercessione concede a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe detto Barsaba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono la sorte fra loro, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti è cesso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Alleluia, alleluia,
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la vocazione, la chiamata di San Mattia, come chiamato a sostituire Giuda Iscariota, il traditore. È una persona, San Mattia, che ha fatto lo stesso percorso degli Apostoli a livello di fede. Anche lui ha visto il Cristo fin dall'inizio della sua missione pubblica, dal suo battesimo ricevuto da Giovanni Battista in poi. Quindi lui può essere un vero testimone, San Mattia, di quel maestro per il quale lui è disposto a dare la vita, soprattutto dopo avere la percezione chiara di avere la disponibilità di dare la vita non per un grande maestro e basta, ma per Dio, perché quel Cristo lui l'ha sperimentato come risorto, come colui che vince la morte. San Mattia prende il posto di Giuda e noi vediamo in lui una Chiesa continuamente assistita dal suo sposo, da Dio. E a noi fa bene avere questa prima percezione. La Chiesa sta in piedi, la Chiesa cresce, la Chiesa cambia, la Chiesa ritorna a se stessa, perché c'è un Maestro, c'è uno sposo, c'è un Dio che continuamente la assiste e la benedice. Se noi ci fermassimo solamente all'umanità del popolo di Dio, alle sue fragilità, perderemmo di vista questo aspetto fondamentale della vita della Chiesa. Sussiste per la fedeltà del suo innamorato, del suo sposo. Questo riguarda la Chiesa nel suo insieme, ma riguarda anche il singolo cristiano, che può molto di più contare su Dio che sulle proprie forze. Anche su di me, su di voi, su tutti noi c'è questa benedizione e presenza continua di Dio, al punto tale che possiamo dire: Signore, prendiamo sul serio la tua parola, quando tu ci dici: tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Lui ve lo concederà. Noi possiamo chiedere a Dio qualsiasi cosa, ci dice questo testo. E naturalmente uno sente il bisogno di capire il senso di questa frase. Cosa vuol dire che possiamo chiedere a Dio tutto? Naturalmente per capire questa frase occorre avere chiaro quello che è detto prima e detto dopo. Noi possiamo chiedere a Dio tutto quello che serve per fare la sua volontà, per essere persone che portano molto frutto, per essere persone che veramente potranno rimanere nel suo amore, nella sua gioia, nella sua pace. E per fare questo però c'è bisogno di un passo grande. Scegliere di essere persone capaci di vivere con altri e per altri. Se vi amerete gli uni gli altri, osserverete i miei comandamenti, e allora io rimarrò con voi e voi rimarrete nel mio amore. Allora lì sì poi che possiamo chiedere a Dio quello che vogliamo. Perché di fatto vogliamo quello che chiede Lui e quello che vuole Lui. Essere persone che si spendono non solo per se stessi, ma soprattutto per un bene
risposta alle proprie attese, una risposta ai propri desideri, al suo io continuamente messo al centro. E qui sta la radice della rovina di Giuda, perché Giuda da un lato non era peggiore di altri discepoli, dall'altro lato però questi altri discepoli hanno finalmente l'intuizione che manca a Giuda. Non li cura il Cristo, non li cura la vita, non li cura gli altri, semplicemente al proprio io e alle proprie attese. E questo potremmo dire che è l'inganno del mondo, è l'inganno del grande tentatore. Metti al centro il tuo io, quello che senti, quello che vuoi, quello che desideri deve essere la legge. Questo è il grande inganno dal quale Cristo ci mette in guardia. Questa è la grande tentazione dalla quale Cristo ci libera, perché se metti al centro l'amore, metti al centro chi ami, non te stesso. Consapevole che se fai questa operazione, allora lì la vita cambia, ha più senso, ha più ricchezza, ha più sapore. Questa è la grande intuizione anche di San Mattia, il 12° apostolo sostitutivo di Giuda l'Iscariote, il traditore. Da che parte vogliamo essere? Dalla parte di San Mattia, che intuisce la grande legge e il grande profumo dell'amore, quello che dà sapore alla vita, o dalla parte di Giuda Iscariote, che non solamente tradisce, ma soprattutto fa l'errore più grande che poi porterà al suo tradimento, mettere al centro se stesso. Siamo parte di un progetto più grande, la nostra pienezza è inserita in un tutto che ci coinvolge, ci comprende, ma che non può essere strumentalizzato dal nostro io. Il nostro egoismo, se messo al centro, ci rovina la vita. San Mattia preghi per noi, perché possiamo avere l'intuizione di dire al Signore: Signore, cosa vuoi da me? Qual è la mia strada? E se ho fatto grandi scelte nella vita, se magari sono già una persona sposata, se magari sono già una persona che ha fatto comunque già grandi scelte, come concretizzare queste scelte perché siano benedizione per tutti? Cercare la volontà di Dio e aprirsi a questa domanda. In questa domanda, Signore, cosa vuoi da me? Sta anche la risposta alla domanda profonda che ho nel cuore: come essere felice? Come avere gioia? Se metto al centro la tua volontà, Signore, la risposta a questa domanda del cuore avrà la sua via, la sua verità, la sua vita, che è lo stesso Cristo. Salvate, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, 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 per l'eternità. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, gloria a te Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni che la Chiesa devotamente ti offre nella festa di San Mattia e sostienila sempre con la forza del tuo onore misericordioso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente del
Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Angelo Garbuio, di Maria Andreosso e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Mattia, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, per attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, dice il Signore. Alleluia. Preghiamo. Signore, non privare mai la tua famiglia di questo pane di vita eterna, e per intercessione di San Mattia, accoglici nella comunione gloriosa dei tuoi santi, per Cristo nostro Signore. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Vi supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia
l'accortezza di poter vaccinare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo sostenere con un aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli Apostoli per l'intercessione di Santa Maria, vi colmi della sua benedizione. Amen. Guidati dall'insegnamento e dall'esempio degli Apostoli, possiate divenire dinanzi a tutti coraggiosi testimoni del Vangelo. Amen. I Santi Apostoli che ci hanno trasmesso il primo annuncio della fede intercedano per noi, perché possiamo giungere alla gioia eterna nella casa del Padre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi.